Buongiorno! Grazie per essere con noi anche per questa meravigliosa chiacchierata. Oggi abbiamo Benedetta Galazzo. Ciao Betta. Ciao a tutti, ciao Adele, buongiorno. Che vi presenterò velocemente perché oltre ad essere una grande studiosa ho avuto l'onore di studiare, di essere sua compagna di scuola, Esatto. ma di una scuola molto speciale, una scuola che ha cambiato le nostre vite perché era una scuola appunto di studi esoterici ed era appunto Arda, alla ricerca dell'anima, con i coniugi Francesco e Gabriella Varetto, a cui andrà per sempre la mia riconoscenza. Loro sono stati, si può dire anche per te Betta, probabilmente i nostri genitori spirituali, ci hanno fatto rinascere ad un'altra vibrazione dell'esistenza. Allora, l'intervista di oggi con Benedetta tratta di un argomento veramente speciale, che è la scienza e lo spirito. Per cui iniziamo subito con la prima canonica domanda. Come tu vedi questi due temi, scienza e spirito, nel mondo che verrà, Betta? Allora, intanto l'onore è reciproco di aver fatto questo percorso insieme e quindi sono molto felice di essere qua con te Adele e con tutti voi che ci ascoltate. Allora, la cosa è abbastanza semplice perché la scienza e la spiritualità nel futuro non saranno due cose separate, saranno la stessa cosa. Perché che cos'è la scienza? La scienza è un percorso di ricerca della verità, no? E noi sappiamo che la verità, diciamo, è un qualcosa che non sta diciamo, nel mondo della personalità, è qualcosa che appartiene al mondo archetipale e quindi, diciamo, a questo mondo, o il famoso mondo delle idee di Platone, ci si può arrivare da tante strade. Una di queste è la spiritualità o, diciamo, l'accezione originaria della religione che è religio, cioè il collegamento della materia con lo spirito, e l'altra è la scienza. Quindi le due cose saranno esattamente lo stesso percorso. Perché cosa succederà nel futuro? Ma già ora sta succedendo, ma diventerà sempre più evidente nel futuro, che la scienza non si occuperà più soltanto delle cose visibili e tangibili e dimostrabili col metodo scientifico che abbiamo attualmente, ma si aprirà al mondo dell'invisibile, cioè ai mondi invisibili che sono dei mondi infiniti, sconfinati, quindi la scienza è agli albori di un'avventura straordinaria. E questa sarà la scienza dell'acquario. Che cosa farà? Indagherà il mondo delle cause. Noi adesso anche la scienza si occupa solo degli effetti, no? Di quello che sono gli effetti che noi vediamo, ma quando andremo a scoprire il mondo delle cause, ma voi potete immaginare altro che miracoli. Cioè, alla fine un ricercatore scientifico o spirituale sono la stessa cosa, cioè il Cristo quando camminava sulle acque non è che facesse delle cose straordinarie, le faremo anche noi quando saremo con la coscienza naturalmente sempre sul piano delle cause. Perché? Perché da quel piano potremo dominare le leggi di natura. È semplice, come anche Aurobindo diceva, il sovrannaturale è semplicemente un naturale che non abbiamo ancora scoperto. Certo. Ma, quindi la domanda, diciamo, conseguente è: ma tu che cosa stai facendo in questo momento per arrivare a che scienza e spirito saranno, diciamo, assolutamente congiunti? Un po' l'hai già fatto con il tuo libro, faccelo vedere, Betta. Ah sì, è questo, che si rive. chiama Due rive, un solo fiume, perché le due rive sono i due approcci alla conoscenza, diciamo, o verità, che dir si voglia, la spiritualità e la scienza, ma sono due rive, ma il fiume è uno solo, che è quello della vita, no? Che appunto si conosce poi. E anche questa cosa interessante è che l'approccio, cioè diciamo questo approccio alla conoscenza deve per forza di cose tenere insieme la mente della scienza ma anche il cuore della spiritualità. Cioè
è una scienza, sarà una scienza più spiritualizzata, oppure possiamo dire che sarà una spiritualità anche più scientifica, dove cuore e mente saranno integrati. E questo è quello che ci consentirà proprio di, insomma, di vedere un po' meglio questa realtà con la R maiuscola che sta oltre la mente concreta. E Quindi, quindi cosa quindi stai facendo di bello? No, allora, perché questo libro, lo sai, è un po' pure figlio mio, eh. Ho certo, fatto lo streti leggere. certo. Infatti c'è scritto qua in primissima pagina, ringrazio, allora, ad Adele Caprio, grazie ad Adele Caprio per avermi spronato ad iniziare questo progetto o qualcosa di simile in tempi non sospetti, quando neanche Quando io... dicevamo bisogna riscrivere i libri di scienza. Ecco, esatto. Allora, cosa sto facendo? Sto facendo dei corsi, naturalmente, in vari centri, in vari posti. Ho scritto questo libro, ma soprattutto, adesso vi dirò una cosa che può sembrare strana, sto cercando di stare in silenzio. Eh, perché in questo momento c'è un grande caos, c'è un grande rumore. E cosa succede? Proprio una cosa scientifica che ci dice la scienza dello spirito, che quando c'è tutto questo caos e questo rumore, si crea una barriera, diciamo, intorno al pianeta, eterica proprio, energetica, una specie di cappa che impedisce che gli archetipi e quindi anche tutte le grandi scoperte scientifiche che stanno su quegli archetipi possano precipitare poi sul piano fisico. E come avviene? Avviene che quando gli scienziati appunto riescono a sviluppare l'intuizione, bucano questo diaframma e anche naturalmente questa cappa che cosa fa? Inspessisce, no? Quello che divide, diciamo, il mondo degli effetti dal mondo delle cause. Allora, se tutti noi in qualche modo ci educhiamo a fare un pochino più silenzio, che non vuol dire solo parlare di meno, ma vuol dire avere meno la mente Assolutamente d'accordo. che frulla e l'emotività che continua a reagire a tutto quello che accade, no? E cerchiamo di osservare un pochino, con un pochino di distacco, ecco, usando la mente che discerne, ma anche la comprensione per quello che ci è dato comprendere di quello che sta accadendo, naturalmente, perché la nostra prospettiva è sempre limitata. Ma tu lo sai che io quando mi sono licenziata dalla TV, ho non solo spento la TV, ho proprio tolto l'antenna, proprio perché è il silenzio che ti dà la possibilità di penetrare nelle cose. Non è Esatto. tutto questo chiacchiericcio mentale che è distraente. È distraente. E poi alla fine questo rumore di questi ambienti dove noi siamo immersi, che cosa ci impedisce di fare? Di essere creativi. Perché quando noi stiamo dentro queste correnti di forme pensiere, Questo turbine di turbine. forme pensiero prefabbricate, noi veniamo risucchiati da queste forme pensiero e abdichiamo alla nostra essenza, che è quella di essere dei creatori. E quindi quando appunto Cristo diceva farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, perché voi siete dei e un Dio è un creatore, quindi è quello noi dobbiamo diventare, creativi, usare anche l'intuizione, non solo sempre la mente concreta e l'analisi. Giusto. Quindi, e questo sarà anche il destino della scienza. Quindi, insomma, tutti quanti nel nostro piccolo possiamo un po' partecipare a questo silenzio. Bene, grazie del consiglio. Invece, per quanto riguarda il passato, Berta, raccontaci un episodio del tuo passato veramente saliente che ha cambiato un po', insomma, che ti ha fatto diventare poi quella che sei oggi, ecco. Allora, un episodio importante è stato un incidente che io ho avuto, un grosso incidente che ho avuto nel secolo scorso, ormai
possiamo Un incidente dire. intendi un incidente di macchina? Di moto, di Ah, in moto, moto. sì, che mi ha bloccato per un anno più o meno, cioè per un anno quasi un anno non ho camminato ed era un periodo in cui non ero molto, diciamo, Centrata? centrata, Stabile? equilibrata, stabile nella mia vita e guarda caso mi è arrivato il benedetto incidente che mi ha fermato e lì ho iniziato a conoscere tutti questi insegnamenti che poi non ho mai più abbandonato nella mia vita perché ti cambiano completamente la vita. Anche, come dicevi tu, ho incontrato Francesco, Gabriella, ma anche Umberta, che aveva fondato il primo centro di meditazione a Milano negli anni '80 e insomma con l'aiuto di questi 3 discepoli, insomma, ho trasformato la mia vita. Bello, molto E bello. quindi a volte, ecco questo per dire che cosa, che a volte qualcosa che noi da un punto di vista molto superficiale possiamo considerare come una sfortuna, in realtà è, visto dall'altra parte della prospettiva, è un grande dono, una grande opportunità che Certo. ci viene offerta. Ecco, questo mi ricordo benissimo Francesco quando una volta ci disse, quando ti succede qualcosa, chiediti perché. Esatto, sempre, certo, Sempre, sempre. sempre. E quindi questo è, vabbè, uno dei tanti insegnamenti. Io oggi come oggi, che praticamente ho fatto tutti i miei progetti basati su quello che ci hanno insegnato Francesco e Gabriella, a Scuola Agire, è un'applicazione della psicosintesi di Assaggioli che io ho conosciuto tramite Francesco e Gabriella. La Libera Università è un tamburo di risonanza di quello che ho studiato ad Arda, quindi alla fine quando frequentiamo queste scuole non ci rendiamo conto. Io mi ricordo benissimo di Francesco che diceva Adele, preparati, perché tu non puoi immaginare come sarà utile tutto quello questo insegnamento quando poi ci sarà quello che deve arrivare. Io dicevo, ma che deve arrivare? Eccolo, lo vediamo ora che Sì, deve arrivare. capito? Cos'è arriva? Sì, E io sì. vedo le persone che frequentano Scuola Agire, che conoscono questi strumenti, perché a Scuola Agire noi conosciamo gli stadi evolutivi, i raggi, tutti questi strumenti preziosissimi, le persone mi dicono, cavolo, ma se io non li avessi conosciuti, sarei Eh, stato nel turbine. certo, assolutamente. Invece questo ci dà quella possibilità di stare al centro, no, nell'occhio del ciclone, dove c'è la quiete, in teoria. Poi, diciamo, non siamo ancora dei maestri, quindi ogni tanto anche noi siamo presi dentro nei vari sballottamenti, però questa conoscenza ci dà la possibilità di stare fermi al centro e osservare quello che succede con coscienza e consapevolezza, che tutto quello che accade sta accadendo perché dobbiamo proprio fare un cambiamento a 180 gradi. E quindi fino ad oggi ci siamo sempre chiesti, ma come potrà essere questa era dell'acquario che è così completamente diversa da quello che viviamo quotidianamente? Adesso quello che sta succedendo serve a noi per mettere profondamente in crisi tutto quello su cui, diciamo, Appoggiava, la nostra personalità si è appoggiata, perché certo, adesso dobbiamo proprio cambiare paradigma. E anche la scienza lo dovrà fare. In che modo? Quello che deve lasciare andare la scienza è il dogmatismo, come è lo stesso che deve anche fare la religione, no? Tutto ciò che è dogmatico e quindi è rigido e quindi non permette l'adattamento alle sfide della vita che sono incalzanti e continue, per forza di cose poi va in frantumi, si deve chiaro. rompere. È chiaro. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Adesso ti farò la mia domanda jolly. Se hai dei consigli, oltre al silenzio, ormai che un consiglio più prezioso di questo non ce lo potevi dare,
ma se hai altri consigli proprio per aiutare praticamente le persone che stanno facendo questa transizione. Io voglio dire, ognuno di noi, per esempio, il mio strumento è studiare, e quindi ho creato la Libera Università proprio per Certo. dare delle possibilità ulteriori. Ma tu hai altri consigli? Allora, va bene, intanto studiare, sono d'accordo che è una cosa fondamentale, perché appunto per quello che abbiamo appena detto. L'altra cosa che posso dare come consiglio sono alcune cose. Una è di cercare sempre di cooperare e di non competere, perché una delle chiavi fondamentali dell'era di Acquario sarà quella proprio della cooperazione. E quindi che cosa vuol dire cooperare? Cooperare naturalmente non solo con chi la pensa come noi, ma anche con chi la pensa e soprattutto con chi la pensa diversamente da noi. Vuol dire semplicemente sforzarci di trovare ciò che unisce e non ciò che divide. Quindi creare un terzo punto, una camera, diciamo, intermedia, no? Dove appunto è possibile scambiare qualcosa, perché il terzo punto porta con sé sempre qualcosa in più delle due polarità che l'hanno generato, no? Quindi Quindi un pensiero triangolare. un pensiero triangolare, esattamente. Poi consiglio di appunto abbandonare tutte le rigidità, di cercare, ecco, di stare il più possibile nel presente, nel qui ed ora, di non farsi né prendere dall'ansia di dover per forza ottenere dei risultati spettacolari, perché quando noi siamo in quella condizione per cui mettiamo troppe aspettative su qualche cosa che stiamo facendo, noi ci separiamo da questa cosa, cioè è come se ponessimo, come dire, una distanza tra noi e quello che stiamo realizzando, mentre noi se stiamo profondamente attenti, aperti a quello che la vita ci manda come dono quotidianamente, è lì che troviamo le risorse e le intuizioni per superare tutti i problemi. E neanche dall'altra parte però essere troppo attaccati al passato, cioè perché il passato comunque non ci aiuta a essere creativi, cioè ha un senso di essere perché è quello che che ci ha dato, ci ha portato ad essere chi siamo, ma se stiamo aggrappati troppo a questo passato, perdiamo tutte le opportunità di cambiamenti e di trasformazioni che sono infinitamente più creativi di quello che noi possiamo concepire con la mente concreta che si appoggia sempre sul passato, no? Invece la mente intuitiva è quella che vede, ha le visioni, gli squarci di visioni future e stando nel presente noi possiamo veramente vivere una vita insomma creativa, Degna di degna di essere. essere chiamata tale. Ecco. Ok. Io voglio, allora, prima di No, chiudere. ultima Ah, c'è un altro cosa, c'è consiglio? un'altra cosa, Wow! sì. Impariamo a vivere nell'incertezza. Cioè, non pensiamo di dover sempre avere delle certezze, perché è la nostra personalità che cerca costantemente la sicurezza. Ma oggi noi dobbiamo essere dei funamboli, cioè quindi imparare anche a vivere nell'incertezza, perché è proprio in quell'incertezza che succedono, diciamo, i piccoli miracoli, no? Le piccole magie della vita. Quindi anche questo. Questo, guarda, sul funambolismo penso che ho preso la mia quinta laurea. Perché vendi una casa e vai a vivere in giro per il mondo, una cosa che più funambola e incerta di così non si può, però a me piace, io ci riesco, va bene così. Allora, facciamo un attimo, Sì, prima di chiudere, un quadro delle tue attività all'interno della LUMP, della Libera Università, ok, dove terrai dal 23 maggio il secondo corso di fisica quantistica e spiritualità, in cui faremo magari più un focus sulla parte
spirituale, perché il primo è stato, diciamo, più l'ambito scientifico, più o meno. Vero, Betta? Sì, prenderemo ancora in considerazione alcune cose della scienza, ma che hanno delle corrispondenze naturalmente con la scienza dello spirito. Quindi, ad esempio, parleremo di evoluzione, no? E l'evoluzione è una parola chiave sia nella scienza dello spirito, ma naturalmente ha una sua storia anche nella scienza, e nella scienza contemporanea anche ha avuto una trasformazione, una declinazione, sta avendo molto interessante. Quindi parleremo di questo, parleremo di realtà olografiche, di leggi universali, insomma parleremo di tante cose. Sì, faccio un appello a chi ci sta ascoltando che abbiamo già diversi iscritti e che quindi abbiamo aperto già le iscrizioni, e coloro che hanno fatto il corso, il primo corso, si sono già iscritti, per cui ecco, affrettatevi, perché poi non vorrei che non ci fossero più posti. Ecco, questo è sempre un po' un problema del nostro corso, perché noi non prendiamo tantissime persone proprio per avere la possibilità di avere un Un po' di dialogo sì, con i nostri giusto, studenti. certo. Non è un diplomificio, è invece un posto dove studiare e ampliare le nostre vedute. E poi la grande novità da novembre, che è il mese appunto dei morti, vogliamo fare 5 incontri con Benedetta su un tema che per la nuova pedagogia è fondamentale, ed è il passaggio del velo. Quindi anche l'accompagnamento delle persone che appunto stanno facendo questo passaggio, che secondo me, se studiato e conosciuto, non è così traumatico come ci viene dipinto. Cosa ci dici, Betta, su questo? Direi che è fondamentale questo tema. È un tema molto importante, molto necessario, cioè le persone ne hanno proprio bisogno. Perché pensate che il maestro tibetano ha definito la morte, cioè il modo in cui noi concepiamo la morte oggi, come il capolavoro delle forze involutive. Quindi noi naturalmente vogliamo cercare invece di creare un altro capolavoro dell'evoluzione, che è quello di sapere che ogni forma viene in manifestazione per svolgere una funzione e per sviluppare coscienza. E quando poi questa funzione, diciamo questa Missione, questo missione compito. è terminato, si è compiuto, o a volte magari non è terminato, ma insomma succedono delle cose per cui quella forma non è più adatta. La forma semplicemente viene meno, ma quello che continua è la coscienza, perché c'è una cosa fondamentale che noi sbagliamo in Occidente, no? In Occidente, ma diciamo poi nel concetto della morte che viene vissuto universalmente, che noi pensiamo che la morte sia l'opposto della vita. Invece non è così. La morte è l'opposto della nascita. La vita comprende nascita, morte, rinascita e rimorte, rinascita e rimorte per migliaia e migliaia di volte, no? Cioè una sinusoide. Quindi quello che continua a vivere è la coscienza, che naturalmente diventa... Io direi anche cioè il corpo fisico non è che si perde, il corpo fisico ritorna da dove è venuto per essere reimpastato, sì, e perché riutilizzato. certo. Niente si perde, Niente, niente. assolutamente, perché poi va bene, parleremo, esistono quelli che si chiamano atomi permanenti, che portano l'informazione di tutto quello che in una esistenza, in una vita è stato conseguito. Non vanno persi. Quando torniamo, riprendiamo queste informazioni e andiamo avanti da lì in poi. Esatto, Quindi, infatti quelle persone che mi dicono, io mi ricordo quando ero giovane, ma mia madre per esempio, ma che te lo fa fare di prendere un'altra laurea? Mamma, ma queste cose che sto studiando mi saranno utili anche in futuro, e io intendevo nelle altre nelle vite. altre vite.
Quindi si può studiare fino all'ultimo giorno Certo, di vita, assolutamente. perché in realtà niente si perde. Ma poi la morte è anche, come dire, è un modo di vivere, no? C'era questa grande tanatologa svizzera, Kubler-Ross, che lei diceva che praticamente l'arte di morire è l'arte di vivere, cioè quando noi impariamo a vivere, poi noi impariamo anche a morire, cioè è la stessa cosa, perché la morte fa parte della vita. Esatto. Quindi noi possiamo allenarci alla morte imparando a lasciare andare il passato, no? Ogni giorno, anche nelle piccole cose noi possiamo orientarci. Senza contare che ci sono delle tecniche yoga che preparano proprio il passaggio, insomma ci sono tante cose interessanti che vengono anche dette dal libro tibetano dei morti, che è per esempio la persona che ti accompagna. Insomma, ne parleremo di tanti argomenti in Tanti questo argomenti. meraviglioso percorso, va bene? Va bene. Allora, Betta, che Eh. dire, è sempre un piacere vederti ed è un dolore lasciarci, ma non ci lasciamo veramente. Assolutamente. È un'apparenza, ma noi È sappiamo che le nostre un'apparenza. coscienze sono sempre insieme. Sempre connesse, sempre in In entanglement, entanglement, se esatto. vogliamo parlare di fisica quantistica. Allora aspettiamo il 23 maggio per ricominciare fisica quantistica e spiritualità, attendiamo novembre per fare questo meraviglioso viaggio nella tanatologia. Allora, Perfetto. un abbraccio Betta e a presto. Grazie, grazie a te e grazie a tutti voi. Ciao ciao. Ciao.